La situazione qui a Creazzo è molto buona. Devo dire che la medicina di gruppo che era stata avviata quando io ero sindaco sta dando i suoi frutti. Negli ambulatori del distretto sanitario di Viale Italia, i medici di famiglia di Creazzo si alternano con regolarità nella vaccinazione anti-Covid dei propri assistiti. Organizzata su appuntamenti prestabiliti, la somministrazione di AstraZeneca procede senza assembramenti o intoppi. Sono molto soddisfatta, infatti come responsabile della salute pubblica devo dire che i medici si sono ben organizzati, abbiamo avuto anche la presenza della protezione civile che ha guidato il cittadino. È un vero e proprio esercito di volontari impegnati con migliaia di ore di lavoro. E solamente su Creazzo nel 2020 sono state fatte 3.000 giornate di lavoro. Di queste 3.000, circa 2.700 per l'emergenza coronavirus. Come consigliere regionale devo considerare che l'Europa non ha fatto una bella figura sui vaccini. Lo Stato così e così, l'idea di Zaia di procurarseli è stata stoppata, probabilmente era una buona idea. Non si registrano eccedenze o casi di furbetti, anzi, a dare l'esempio c'è chi pur potendo vaccinarsi ha preferito lasciare il posto a chi ne aveva più necessità. Io sono un insegnante, ma non mi sono vaccinata e le spiego anche la motivazione. Sono da 2 anni in amministrazione, quindi non mi sembrava assolutamente, corretto fare la vaccinazione perché ho chiesto aspettativa a scuola. Quindi aspetterò il mio turno come amministratore. Ho preferito dare il mio posto a un'altra collega.